Dal Vangelo secondo Matteo. La parabola dei vignaioli in lingua veneta. Ascoltai un'altra parabola. Era una volta un uomo, pare de famiglia, che la piantà una vigna e gli ha messo intorno una siepe e in mezzo gli ha messo un frantoio e gli ha costruito una torre e gliel'ha affittata ai vignaioli. Dopo l'endà distante. Quando è stato il tempo dei frutti, la mandai ai suoi servi dai vignaioli a cattare su i suoi frutti. Ma i vignaioli ciappei i suoi servi, alcuni li abbattui, altri li accopè, altri li gatirassassi. Da nuovo la manda altri servi in piace numero de prima, ma gli stai trattati allo stesso modo. Da ultimo lori e gli manda soffiol dicendo gli gava rispetto dei miei fiori. Ma i vignaioli, visto soffiol, gli ha detto tra di loro: sto quale è l'erede, vegni, dai che lo copemo e avremo così la sua eredità. Gli ha ciappà, gli ha cazzà fuori dalla vigna e gli ha copà. Quando dunque vegnerà il paron della vigna, cosa farà dei vignaioli? Gli dicono, e farà morire miseramente quei scellerati e affitterà la vigna a altri vignaioli che a loro tempo gli renderà frutti. Disse loro Gesù: non vi ho mai letto le scritture? La pietra buttata dai costruttori le diventa la pietra angolare. Dal Signore viene questo ed è una cosa mirabile ai nostri occhi. Perciò vi dico che sarà tolto a voi altri il regno di Dio e sarà dato a una nazione che produrrà i suoi frutti. E quei che cascherà su sta pietra sarà schizzato, e quello su cui essa cascherà sarà stritolato. Avendo ascoltato i pontefici e i farisei queste parole, queste parabole, capio che parlava de loro e ha cercato di impossessarsi di rapirlo, ma gli aveva paura delle folle, perché lo riteneva un profeta.